Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Strage di Altavilla, lutto cittadino e camera ardente, un corteo di bambini e studenti ha accolto le salme dei due fratelli Emanuele e Kevin, uccisi insieme con la madre nel sanguinoso esorcismo. Midì a mezza pagnotta, ordinavano pane ma era cocaina, 9 arresti nel Catanese, in manette anche un panettiere pusher, utilizzava il forno come base logistica per il traffico di droga. La denuncia del Sunia, a Catania il diritto alla casa non è garantito, 6.000 le famiglie che aspettano un alloggio. Grido d'allarme dell'associazione Mare Amico, l'erosione costiera sta aggredendo anche la spiaggia di Licata nell'Agrigentino. Il ministro del mare Musumeci a Catania in occasione dei 150 anni dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi sulla salvaguardia delle coste chiama in causa la regione. Sgominata una banda attiva nel riciclaggio d'auto rubate a Palermo, 12 persone arrestate, 20 in tutto gli indagati. Nuova avventura in solitario del velista siciliano Andrea Barbera, 65 km su una tavola SUP lungo il fiume Platani, per realizzare un docufilm che sarà diffuso nelle scuole. Calcio, il Catania risorge, al Massimino batte con merito la capolista Juve Stabia, protagonista il difensore Castellini, autore di una doppietta. Il Messina perde al 90° a Giugliano. Bentrovati, un corteo di bambini e ragazzi delle scuole ha accolto ad Altavilla Milicia le salme dei due fratelli Emanuele di 5 anni e Kevin di 16, uccisi insieme con la madre Antonella Salamone, l'ultimo saluto in un edificio comunale. Marco Gullà. La mamma di Antonella Salamone guarda fisso le due bare dove giacciono i suoi nipoti, Kevin e Manuel. Il dolore non passa, non può passare. Le lacrime si intrecciano con la rabbia, oggi nel giorno dell'ultimo saluto ai due fratelli barbaramente torturati e uccisi dopo un folle rito esorcistico dal padre Giovanni Barreca, dalla sorella 17enne e da una coppia, tutti fermati per omicidio pluriaggravato in concorso. Non ci saranno funerali, ma un saluto in questo plesso comunale di Altavilla Milicia, ad accompagnare questo momento anche un corteo di studenti e cittadini. Speriamo le ferite resteranno, non potremo dimenticare tutto questo orrore, ma dobbiamo guardare avanti e dobbiamo ritornare a vivere. La sorella di Kevin e Manuel poteva salvarli, nonostante la madre le avesse detto di chiamare i carabinieri, lei non lo ha fatto. Ha partecipato al folle rito, ha aiutato la coppia e il padre nelle torture e negli omicidi, poi si è addormentata. Procuratore Cartosio, comandante, ha detto che non ho mai visto scene simili. Lei era dentro la casa quando... Sì, assolutamente. Cosa si sente di dire? Nulla, è meglio non dire nulla, credetemi, è meglio non dire nulla. Sono scene forti e toccanti, assolutamente. I particolari dell'ordinanza sono agghiaccianti. Il piccolo Manuel è stato legato al letto, torturato, percosso, gli hanno fatto bere caffè amaro e bruciato con i ferri da camino. Questa signora che parla è la mamma di una compagna di asilo del piccolo di 5 anni. I due, per gioco, erano anche fidanzatini. Quando è successo, cosa ha detto a suo figlio? Che Manuel si è trasferito in un'altra città lontana, molto lontana, perché il papà aveva trovato lavoro e sono dovuta andare via subito, senza poter salutare. Più di questo non potevo dire a mia figlia. Lei ha letto i particolari dell'ordinanza, ha letto insomma anche gli articoli giornalistici in cui si parla delle torture a Manuel? Questo non riesco, ce l'ho sempre in mente, è impossibile tutto quello che è stato fatto. Non si può, neanche agli animali veramente. Chiedevano pagnotte ed arrivava la cocaina. 9 arresti nel Catanese, in manette anche un panettiere che utilizzava il suo forno come base logistica per l'attività illecita. Tonino De Mano. Midia mezza pagnotta, ordinavano pane ma era cocaina e girava di paese in paese, coprendo gran parte dell'Interland di Catania. Ordinazioni esplicite ma anche messaggi criptati che alimentavano i canali di approvvigionamento della droga. 100 carabinieri impegnati e 9 arresti sono i numeri dell'operazione Non Solo Pane, coordinata dalla Procura di Catania e condotta dai militari della compagnia di Gravina. Per 8 indagati il GIP ha disposto la custodia in carcere e per 1 gli arresti domiciliari. Tutti sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti.
clienti. L'indagine ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina realizzata dagli indagati sia autonomamente che in concorso tra loro, come ribadisce il comandante della compagnia di Gravina, Riccardo Capodivento. Era uno spaccio di tipo itinerante. Approfittavano proprio del contatto che avevano telefonico con i clienti che li contattavano per chiedere di volta in volta la dose necessaria per darsi un appuntamento in un luogo conosciuto. Un forno come base logistica? Sì, il forno appunto è stata riconosciuta come base logistica nonché come attività di copertura di quella che era l'illecita attività di spaccio del titolare dell'esercizio commerciale. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati, oltre alla cocaina, tutti gli strumenti necessari al confezionamento e gli immancabili bilancini di precisione. Incidente mortale questa mattina intorno alle 6:30 sulla provinciale che collega Siracusa alla zona montana, la cosiddetta Mare Monti. Vittima un 52enne, Nicolò Fazzone, agente di polizia penitenziaria. Secondo una prima ricostruzione l'uomo a bordo della propria auto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo. Il Tribunale di Catania ha condannato il Policlinico Vittorio Emanuele a pagare oltre 600.000 euro di risarcimento danni al marito e ai 2 figli di una donna morta nel 2014 a 60 anni dopo 3 mesi di agonia. L'azienda ospedaliera è stata riconosciuta colpevole di aver causato l'infezione che ha portato al decesso della paziente. A Catania il diritto della casa non è garantito. Nuovo affondo del Sunia che da anni punta il dito contro l'emergenza abitativa che a volte si perde anche nei meandri della burocrazia. Nel capoluogo etneo sono 6.000 le famiglie che aspettano un alloggio. Tonino De Mano. Il diritto alla casa a Catania purtroppo non è garantito. Non usa giri di parole Agata Palazzolo, segretario cittadino del Sunia CGIL, che denuncia un'emergenza abitativa che a Catania si aggrava di anno in anno. Ad oggi sono 6.000 le famiglie senza un tetto, in molti denunciano di aspettare anche 15 anni con graduatorie ed assegnazione che scorrono lentamente o non scorrono proprio. Il sindacato inquilini ed assegnatari boccia anche l'avviso pubblicato dal Comune di Catania sulla riapertura dei termini per regolarizzare l'occupazione di alloggi popolari e al tempo stesso punta il dito contro la burocrazia che vede coinvolti addirittura 4 assessorati. Il settore casa è suddiviso a 4 assessorati, ai servizi sociali quello dell'emergenza, al patrimonio e la gestione delle case popolari, alle manutenzioni e la manutenzione degli alloggi pubblici e ai lavori pubblici le riqualificazioni come ad esempio quelle delle 2 torri di cui da anni attendiamo e non... Da tempo voi dite non serve la sanatoria, perché? La sanatoria dà la possibilità soltanto alle famiglie che hanno occupato l'alloggio popolare nel 2017 a regolarizzare, ma non dà risposta alle tantissime famiglie che, come dicevo prima, sono invece in attesa da anni di aver assegnato un alloggio. Intanto il Comune di Catania annuncia la riapertura dei termini per la regolarizzazione del rapporto locativo per occupazioni senza titolo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 2 aprile 2024. L'erosione costiera aggredisce anche la spiaggia di Licata nell'Agrigentino. Per l'associazione ambientalista Mare Amico sarebbe colpa del porto che sta facendo arretrare la costa sotto flutto di diversi metri. Davide Sardo. Il mare Mediterraneo minaccia e aggredisce anche la spiaggia di Fondachello Playa a Licata, così come già accaduto ad Eraclea Minoa, Zingarello tra Palma di Montechiaro e Agrigento, il caos a Porto Empedocle e San Leone ad Agrigento. Il vento ed il mare agitato nel sud-ovest della Sicilia hanno eroso ampia parte dell'arenile licatese fino alle fondamenta dello stabilimento balneare. Sono state già distrutte parecchie abitazioni e altre rischiano di cedere in mare se non si interviene in tempo per contenere e frenare l'erosione. Anche la strada, distante pochi metri dalla spiaggia, è a serio rischio di crollo. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, che ha documentato quanto accade, chiede un intervento immediato, radicale e risolutivo da parte della regione siciliana. Secondo il responsabile Claudio Lombardo, la causa scatenante è probabilmente il porto di Licata, che in questi ultimi anni sta facendo arretrare la costa sotto flutto di diversi metri.
E sul fenomeno dell'erosione costiera, il ministro del mare Nello Musumeci a Catania, in occasione dei 150 anni dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi, chiama in causa proprio il governo regionale. Sentiamolo, Emanuela Corsi. Ogni anno i presidenti di regione, in quanto commissari dello Stato per la lotta al dissesto idrogeologico e alla erosione costiera, dispongono di risorse per poter progettare e operare interventi. Così il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci a Catania per i 150 anni dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi, che sul fenomeno dell'erosione costiera chiama in causa il governo regionale. Secondo gli esperti contro l'erosione c'è poco da fare, ma la politica può mettere in atto alcuni interventi per rallentare il fenomeno. La erosione è un processo ormai irreversibile. Lo si può soltanto rallentare, non lo si può assolutamente impedire. Il ripascimento purtroppo richiede procedure molto lunghe sulle quali stiamo intervenendo col collega Ministro dell'Ambiente per tentare di eliminare alcuni colli di bottiglia. È un fenomeno col quale siamo chiamati a fare i conti per i prossimi decenni. Secondo alcune previsioni, non so quanto improntate a pessimismo, fra 100 anni buona parte delle nostre coste, quelle sabbiose, potrebbero essere sommerse. Il caso più eclatante è nell'isola di Salina, alle Olie, dove la celebre spiaggia di Pollare, immortalata nel film Il postino di Troisi, è sparita. Proprio le Olie, come tutte le isole minori, sono tra i territori più fragili della nostra regione, sui quali, ricorda Musumeci, è intervenuto il governo nazionale. Bassa velocità, pochi treni, stazioni vecchie, sporche, rete fatiscente, continui ritardi e cancellazioni improvvise. È la situazione delle ferrovie in Sicilia denunciata dal Codacons, che chiede interventi immediati. Manlio Viola. La rete ferroviaria siciliana è del tutto inadeguata, lo sostengono pendolari e consumatori che denunciano disagi non più sopportabili. Per i pendolari spesso non è disponibile neanche un treno ogni ora per andare da un capoluogo a un altro e la situazione è particolarmente difficile per chi viaggia dopo le 18. Il quadro che emerge attraverso l'osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano parla di un'isola, la Sicilia, con un numero di abitanti e una densità abitativa simile a 2 regioni prese a campione, Piemonte e Toscana, ma con un numero di treni notevolmente inferiore e una rete arretrata che mostra 1370 km di ferrovia, di cui soltanto 223, ovvero il 16% a doppio binario, contro il 46% della rete nazionale. La conseguenza è una velocità effettiva per le tratte ferroviarie tra i capoluoghi di provincia siciliani di 26-28 km orari, a seconda dell'orario di partenza, quasi il 40% in meno della velocità effettiva di Piemonte e Toscana. E a questo si devono aggiungere ritardi frequenti e cancellazioni improvvise. C'è poi la situazione delle stazioni che in molti casi presentano problemi di pulizia e manutenzione, creando un ambiente poco accogliente per i passeggeri. Il servizio offerto, denuncia l'avvocato Bruno Messina, vicepresidente del Codacons in Sicilia, è di qualità inferiore rispetto al costo pagato. Occorre dunque un impegno serio da parte del governo regionale per migliorare la rete e i servizi ferroviari, poiché i disagi che i pendolari siciliani affrontano quotidianamente sono evidenti e hanno un impatto significativo sulle loro vite. 197 telecamere collegate con la polizia sorveglieranno 24 ore la zona industriale di Catania per aumentare la sicurezza dell'area. Prevista anche la sistemazione di 13 strade interne. Un cronoprogramma di ulteriori interventi di riqualificazione prenderà il via nei prossimi giorni, inserito in un progetto regionale. L'annuncio è del comune Etneo. Il mistero della morte di Alfio Torrisi, torniamo a parlarvene, alle Bahamas, aperta un'inchiesta alla Procura di Catania. Il corpo, lo ricordiamo, era stato restituito ai familiari privo di organi. Desiree Ferlito. Aperto un'inchiesta dalla Procura di Catania per la misteriosa morte di Alfio Torrisi. Il 54enne era a bordo della nave da crociera Carnival, dove era stato assunto come falegname per sistemare la pavimentazione in legno dell'ultimo piano della nave. L'uomo viene stroncato da un malore quando la nave è ormeggiata a Freeport, alle Bahamas. Ancora da accertare se a causare la morte siano state le condizioni di lavoro disumane a cui l'uomo era sottoposto e se i soccorsi siano stati tempestivi ed adeguati. 4 giorni dopo il malore Torrisi muore e lì iniziano i misteri.
Il suo corpo arriva in Italia svuotato, con segature e fogli di giornale a posto degli organi. Ci siamo messi in contatto col console italiano a Nassau e dal console abbiamo appreso che gli organi sarebbero stati buttati via, questa è stata l'espressione utilizzata dal console, da personale a società di onoranze funebri. La famiglia Torrisi però ora chiede all'ospedale competente delle Bahamas di riavere indietro i vetrini delle analisi fatte per capire almeno la causa del decesso, ma ancora nessuna risposta. Trascorsi una ventina di giorni senza che si abbia avuto alcuna risposta dalle Bahamas, la Procura ha fatto una rogatoria internazionale e quindi siamo in attesa di ricevere una risposta. Non esiste alcun giallo in relazione alla mancata presenza degli organi all'interno della salma del povero signor Torrisi, precisano con una nota gli avvocati della Tecniteac, la ditta che ha assunto il falegname per questo lavoro. Il prelievo in blocco degli organi, continuano gli avvocati, è una prassi delle Bahamas meglio nota come le Tulle Mass. Una vicenda oscura dai contorni tutti da chiarire. La famiglia di Alfio Torrisi rimane in attesa di sapere cosa sia successo al marito, al padre che non è più tornato a casa senza neanche un perché. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Rieccoci in studio. Sgominata una banda attiva nel riciclaggio d'auto rubate a Palermo. 12 le persone arrestate e 20 in tutto gli indagati. Il gruppo aveva base operativa nel quartiere Sperone, periferia est del capoluogo siciliano. Ai veicoli rubati venivano modificati i dati dei telai attraverso nuove punzonature illecite. I nuovi numeri riportati sui telai erano quelli di auto incidentate, quasi tutte inutilizzabili, che venivano acquistate per questi scopi. Così gli indagati sono riusciti a commercializzarle dopo inesistenti collaudi, con la complicità di un infedele impiegato della motorizzazione. E adesso vi raccontiamo la nuova avventura in solitaria del velista siciliano Andrea Barbera, 65 km su una tavola SUP lungo il fiume Platani per realizzare un docufilm che sarà diffuso nelle scuole. Davide Sardo. Il navigatore velista agrigentino Andrea Barbera ha concluso la navigazione esplorativa della foce del fiume Platani, riserva naturale che si è protratta 4 giorni nell'ambito di Alicos Project, ovvero la prima esplorazione lungo il fiume Platani in solitaria dai Monti Sicani fino al Mar Mediterraneo su una tavola SUP stand-up paddle, finalizzata anche alla produzione di un docufilm da diffondere nelle scuole per sensibilizzare verso il contatto con la natura. La navigazione non è stata facile, per 5 giorni ho dovuto remare con le mie braccia per percorrere 60 km, a volte il fiume si restringeva tanto da non poterci passare neanche con la mia tavola, a volte c'erano degli alberi caduti, insomma non è stato facile raggiungere l'obiettivo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il progetto ha anche una valenza scientifica, infatti in collaborazione con ARPA Sicilia e Mare Vivo Sicilia sarà effettuato uno studio scientifico dettagliato attraverso dei campionamenti lungo il fiume. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania vince 2-0 contro la capolista Juve Stabia, una doppietta di Castellini vale i 3 punti, ma tutta la squadra gioca al meglio e si prepara così a giorni decisivi per il proseguimento della stagione. Marco Carli. E all'improvviso ecco il Catania, quello che i tifosi avrebbero voluto vedere da sempre, che gioca di squadra e soprattutto che vince. 24 punti di distacco prima dell'inizio della partita e contro una Juve Stabia capolista che non perdeva da ottobre. Ma il Catania merita il 2-0 finale anche perché, nonostante l'epidemia influenzale che ha colpito la squadra di ritiro e nonostante la forza dell'avversario, anzi forse per questi 2 fattori, la squadra gioca più serena. Il fatto di aver vissuto una settimana così inconsciamente può averli un po' liberati e quando riescono a stare sul pezzo 95 minuti è ovvio che per gli avversari diventa difficile contro di noi.
La partita la decide uno dei giocatori ormai più importanti del gruppo, Alessio Castellini, è giovane ma è già un leader saggio. Di testa indirizza in rete nel primo tempo il pallone del vantaggio. Nella ripresa invece si inserisce come una mezzala navigata, approfitta del lavoro di Cicerelli ed è freddissimo a battere Thiam. È una grande prestazione di squadra, non è una solo grande prestazione mia, sono contento che venga riconosciuta, ma è una grande prestazione di squadra perché eravamo in difficoltà e comunque eravamo molto influenzati. Il resto della gara vede un Catania perfetto per quasi tutto il primo tempo che in avvio costringe la capolista sulla difensiva. Poi dopo la mezz'ora la Juve Stabia viene fuori, fa correre qualche brivido sulla schiena dei tifosi del Massimino, ma alla fine si inchina alla seconda prodezza di Castellini e al collettivo del Catania. Tutte positive le prove degli etnei con alcuni picchi oltre il capitano, fra cui Cicerelli e Quaini, ottimo in difesa. Il pubblico applaude e incoraggia in vista degli ultimi giorni di febbraio che potrebbero valere una stagione. Sconfitta di misura per il Messina, Giuliano, decisiva una rete al 90° minuto dell'attaccante Salvemini che interrompe la serie di 6 risultati positivi. Sergio Colossi. A Giuliano il veleno in coda, l'ex Francesco Salvemini al minuto 90 sfrutta l'episodio da calcio d'angolo e rende amaro il ritorno in Sicilia del Messina che non perdeva fuori casa dal 19 novembre 2-0 a Foggia. Si ferma così la serie di 5 vittorie e un pareggio. Per il momento l'attacco alla zona playoff è respinto, in primis dallo stesso Giuliano che dopo aver rischiato tanto nel primo tempo gioca meglio la ripresa ma viene premiato oltre i suoi meriti per una prodezza individuale su quei titoli di coda che nelle ultime 2 gare l'avevano penalizzato a Taranto e avevano regalato altri 3 punti contro la Virtus Francavilla. Il Messina parte forte e sfiora il vantaggio in un paio di situazioni con Plescia, Mausso e Zunno. Soprattutto lamenta la mancata concessione di un calcio di rigore per un tocco di braccio di Carnielutti su cross di Zunno. Primo tempo giallorosso in linea con le prestazioni degli ultimi 2 mesi. Nella ripresa però la gara diventa noiosa. Il Messina si abbassa troppo e lo fa ancora di più dopo un triplo cambio di Modica che sostituisce gli esperti Rosafio, Firenze e Plescia con gli under Frisenna, Luciani e Cavallo. Mi rimane una grande amarezza perché la squadra gioca, la squadra produce, al di là che poi magari nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e abbiamo prestato i fianchi al Giuliano, però nel complesso io non posso dire niente se non quelli che questa volta che è entrato non mi è piaciuto da parte dei miei giocatori. Fumagalli, dopo un tempo di riposo, mette la sua firma sulle conclusioni di Salvemini e Romano, ma nel 10° calcio d'angolo dei Campani è superato dallo stesso Salvemini, bravo e rapido a recuperare il pallone e a calciarlo con un sinistro vincente. Troppo tardi per organizzare una reazione. Il Messina è stanco, accusa il colpo e per riscattarsi dovrà attendere una settimana. Subito dopo il nostro telegiornale spazio al calcio siciliano con anteprima corner, un focus di 30 minuti per analizzare l'ultima giornata di campionato e stasera dalle 20:45 sempre su Telecolor la versione estesa di Corner tutta dedicata al Catania. Io mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.